Generale Iannicelli, fine settimana da preoccupazione. Eh sì, bisogna stare un attimino attenti, infatti siamo appena nemmeno a metà mese e proprio domani ci interesserà la settima, ottava perturbazione. E questo è il risultato delle perturbazioni viste da Castelfranco e dalle chiuse dell'Avenale lungo la cinta muraria. Città diventata il simbolo degli ultimi allagamenti nella Marca e per questo già di fatto in allerta per possibili esondazioni. Qui per Castelfranco avete già provveduto ai sacchetti? Sì, a Castelfranco abbiamo dei sacchetti a deposito, abbiamo 3 depositi dei sacchetti dislocati anche nella città in modo tale da agevolare le persone che avessero bisogno il loro utilizzo. A Castelfranco Veneto molti privati cittadini si sono dotati di paratoie proprie in modo tale da mettere in sicurezza i propri beni e questo è positivo. Del resto il segno lasciato sulle sponde del canale lungo le mura testimonia come l'acqua sia arrivata a livelli di guardia prima che l'impianto delle paratie venisse attivato. Lo stiamo testando, non è a pieno regime, l'ipotesi progettuale è che scarichi 3.500 litri al secondo e quindi 3,5 metri cubi, è una portata importante, sempre questo nella possibilità che il muson sia in grado di ricevere e che non ci siano piene concomitanti. Un deflusso importante e preventivo, approfittando delle schiarite momentanee, pur considerando che il bollettino regionale indica l'unica situazione di attenzione con fascia gialla per tutto il corso del Brenta e Bacchiglione e per il Po e Basso Adige. Comunque la previsione per il fine settimana è di precipitazioni intense. Anche abbondanti saranno domani, a fine giornata potremo parlare anche di 35-40 mm di pioggia che insomma bisogna controllare con attenzione. 4 cm d'acqua per metro quadro che in territori altamente cementificati o con un terreno già ampiamente bagnato e che non riceve possono creare più di qualche problema per piani terra e soprattutto interrati. Piogge in pianura e neve in montagna, ma solo sopra i 2000 metri. La situazione migliorerà domenica, rimanendo a giorni alterni per tutta la prossima settimana. Infine attenzione al maltempo, ma anche al termometro, soprattutto per gemme e piante in fiore. E martedì è previsto un rasserenamento durante la notte, quindi tra la notte tra martedì e mercoledì, quindi le prime ore di mercoledì, potremmo avere questo sotto zero anche in pianura.